Perché non ti vedo? Sta andando. Ok. Eccoci, siamo online, però ancora non c'è nessuno. Ma io non... Salve a tutti, eccoci per la nuova puntata della Buona Aria di Genna Tours. Io intanto mi presento, sono Claudia e qui con me ho Barbara che Aria di Genna Tours. eccoci. Scusa. Ciao, eccoci, ciao a tutti, eccoci, già vi vedo che state cominciando a essere online, grazie mille intanto della vostra presenza, ci ripresentiamo, io sono Claudia. Io sono Barbara. Insieme abbiamo creato il progetto Genna Tours, appunto attraverso il quale noi portiamo i turisti e tutte quante le persone che vogliono conoscere meglio la Sardegna. Ovviamente in questo periodo che diciamo non è così tanto possibile, abbiamo ideato questo progetto live online che appunto è la Bonaria. Barbara, spiega tu il motivo di questo nome. È semplicissimo, Bonaria da Bonaria, che Nostra Signora di Bonaria ci benedica. No, scherzo, è il bisogno di un'aria buona, che si cambi l'aria e che magari ci porti anche bene. Magari riusciremo a portarvi presto in giro per la Sardegna, non con questi tour virtuali. Speriamo bene per tutti. Ecco, esatto, esatto. E soprattutto il discorso dell'aria buona viene anche proprio dall'esigenza di una ventata di aria fresca che venga attraverso la porta. Perché non dimenticatevi che il nostro nome, Genna Tours, viene proprio da Genna in quanto porta, perché noi siamo lì sulla porta a darvi il benvenuto nella favolosa isola della Sardegna. Mi raccomando, siate curiosi perché i tour sono più divertenti se ci divertiamo tutti. Esatto, perfetto. Benissimo. Allora, intanto vi vedo appunto che siete online. Ciao Emanuela, ciao Stefano, ciao Matilde. Ecco, benissimo, sono proprio molto contenta e ciao anche a tutti quelli. Ovviamente commentate, fate domande, soprattutto perché oggi non solo appunto andiamo e andremo a vedere le Domus de Janas di Pimentel, ma soprattutto abbiamo qui con noi l'archeologa che le ha scavate, che è Emina Usai, Emerenziana Usai, scusate, io la chiamo come Emina. Eccoci qua. Ciao Emina. Ciao! Ecco, appunto, mi sembrava giusto presentarti immediatamente perché appunto tu hai scavato le Domus de Janas e quindi ovviamente siamo super felici di averti qui con noi oggi, che così ci darai ancora più informazioni. Sì, certo, mi fa piacere, mi fa molto piacere. Sì, io ho Benissimo. scavato queste Domus de Janas, eh, queste Domus de Janas negli anni 80, all'inizio degli anni 80 del secolo scorso, avevo fatto la mia tesina di specializzazione in archeologia grazie alla professoressa Ceruti, e quando io entrai nel 79 in ufficio ci fu questo scavo, questa ripulitura delle domus, perché purtroppo le Domus de Janas di Sacua Salida e Corongiu, anche se sono bellissime, caratteristiche molto particolari, perché abbiamo dei motivi dipinti, incisi, abbiamo riproduzioni di una capanna, abbiamo tante cose importanti. Questa necropoli però purtroppo è stata violata in altri tempi. Esatto. Certo. Allora,
Quindi intanto, prima ancora che tu dica troppe cose, facciamo una rapidissima spiegazione di cosa sono le Domus de Janas, perché abbiamo tantissime persone connesse, vedo, e sono super felice, e ovviamente moltissimi non sono della Sardegna, quindi intanto andiamo subito a spiegare esattamente cosa sono le Domus de Janas, e poi con Emina ci riconnettiamo dopo, che appunto ci darà le ulteriori spiegazioni proprio di Pimentel. Ciao Emina, ci vediamo dopo, grazie. Ciao. Allora, quindi innanzitutto voglio subito farvi vedere esattamente cosa sono le Domus de Janas. Allora, vediamo subito, quindi allora, abbiamo qui, vi faccio vedere subito una serie di foto. Cosa sono le Domus de Janas? Le Domus de Janas sono delle vere e proprie tombe, ok? E si chiamano Domus de Janas perché in sardo vuol dire la casa delle fate. Chiaramente il nome ovviamente non c'entra niente con quello che sono realmente, perché come vi dicevo sono proprio delle tombe che risalgono all'epoca preistorica, più precisamente nell'epoca del Neolitico, ok? Tra l'altro vi voglio far vedere subito qui una piccola spiegazione che abbiamo proprio con dei periodi che abbiamo inserito, ok? E quindi come vedete qui abbiamo le Domus de Janas che più o meno diciamo vanno proprio in maniera molto larga, perché ovviamente quando si tratta del periodo avanti Cristo, insomma così tanto lontano, è sempre un po' difficile creare una datazione proprio precisa, però comunque siamo all'incirca nel 3000 avanti Cristo, ok? Come vedete, per intenderci, la piramide di Cheope è del 2550 e ancora in Nuraghi invece li datiamo più o meno dal 1800 avanti Cristo in poi, ok? E poi abbiamo appunto il Partenone, che proprio qua siamo in Grecia nel 447 avanti Cristo, e il Colosseo intorno al 70. Quindi come vedete le Domus de Janas sono delle tombe veramente antichissime. Ecco, quindi ritornando un attimo al discorso del nome, potete immaginare come i contadini, ma anche semplicemente appunto i sardi dell'epoca, invece di anche solo di 10 o 5 secoli fa, ovviamente come potessero avere difficoltà a capire che fossero delle tombe. Ovviamente a quell'epoca non c'era il discorso dell'archeologia, quindi non si sapeva esattamente che cosa fossero, e di conseguenza hanno cominciato a circolare queste voci del fatto che lì vivessero delle vere e proprie fate. Potete immaginarvi una situazione suggestiva in cui nel bel mezzo di un bosco all'improvviso apparivano delle vere e proprie casettine. Ecco che quindi abbiamo la motivazione appunto di questo nome. Purtroppo questo è stato quello che ha poi caratterizzato il fatto che sono state poi successivamente distrutte, perché sapendo che erano delle case delle fate e la leggenda vuole che le Janas fossero delle fatine che avevano che custodivano dei veri e propri tesori, ovviamente ecco che quindi sono andati le persone, appunto i tombaroli, sono andati alla ricerca di questi tesori, queste monete d'oro, chissà che cosa loro si potevano aspettare, e di conseguenza ovviamente sono andati a cercarla, e magari spesso e volentieri loro li hanno anche trovati questi pseudo tesori. Altro non erano che il corredo funerario dell'uomo neolitico, che appunto chiaramente veniva accompagnato e veniva sepolto all'interno delle Domus de Janas con i propri affetti, con tutti gli ornamenti, come infatti appunto sono stati trovati. Quindi adesso andiamo, direi, senza ulteriori indugi, voglio farvi vedere le Domus de Janas che andremo a visitare oggi. Sono quelle della necropoli di Sacca Salida a Pimentel. Adesso ve le faccio vedere subito. Andiamo immediatamente. Eccoci qua. Ecco qua, queste appunto sono foto di un tour che avevamo organizzato 2 anni fa, appunto quando ancora si poteva.
Come vedete, ecco, sono nella campagna di Pimentel, proprio poco fuori dal centro abitato, e appunto ovviamente parte di queste sono crollate, sono state appunto distrutte dai tombaroli, come poi appunto vedremo dopo, e quindi ecco che queste appunto sono le Domus de Janas che andremo a vedere oggi. Direi quindi a questo punto, senza ulteriori indugi, di farvi subito vedere il primo gruppo, perché dovete sapere che si dividono in due gruppi, il gruppo A e il gruppo B, ok? Quindi vi faccio vedere innanzitutto il gruppo A spiegato appunto dall'archeologa. Qui in questa immagine il gruppo A e il gruppo B, e si trovano ai lati di una strada vicinale, sono scolpite in questi mamelloni di roccia arenaria. Il gruppo A comprende sei Domus de Janas e poi c'è un'area sacra sopra. Qui presentiamo fondamentalmente alcune delle domus più caratteristiche. Le vediamo più da vicino. Allora, questo ecco, quella di prima era l'immagine della tomba 2, la tomba dipinta, che è costituita, come vedete, da un pozzetto semicircolare, trapezoidale, che è diviso in due parti. La parte più in fondo è più profonda di quest'altra, quasi a creare una specie di anticella. La camera ha una sola cella con una vasca all'interno, e nella parete di fondo della cella sono dipinte due protomi taurine in ocra rossa. In ocra rossa sappiamo che l'ocra è una sostanza particolare, è il colore del sangue, della rigenerazione, del fuoco, e il fatto che ce ne siano due è un'iterazione, si vuole dare appunto la forza generatrice, perciò restituire quasi quasi ai morti la vita con questo. Eccoci, esatto. Allora, quindi volevo farvi vedere insieme appunto anche a Emina, volevo farvi vedere meglio le protomi taurine, proprio perché ci tenevo appunto a spiegarvele più da vicino. Eccole. Appunto, come potete vedere, qua dovreste poter vedere il mouse che si muove proprio lungo la banda al centro esatto dell'immagine. Dovreste poter vedere il rosso, appunto l'ocra rossa, attraverso il quale loro hanno dipinto le corna e il muso, ok? E tutto intorno abbiamo una vera e propria cornice, giusto Emina? Sì, sì, sì. Ecco. Purtroppo vedi, la copertura non si vede, perciò la tomba col tempo si è un po' deteriorata, però ecco, restano abbastanza visibili. La protome di sinistra è più visibile di quella di destra. Ci dobbiamo accontentare di questo, perché sono dei simboli molto, molto importanti, e queste Domus de Janas di Pimentel, sia questa di Sacua Salida, sia quella di Corongio e anche un'altra di Sacua Salida, sono state inserite. Si è fatta la richiesta da parte del CESIM, del Centro Studi Identità e Memoria, presieduto da Peppina Tanda, una professoressa universitaria che ha studiato le Domus de Janas. Sono state appunto, è stato proposto di inserirle nel patrimonio dell'UNESCO, perciò insomma questo è già un motivo importante di orgoglio per Pimentel, per questa necropoli, che purtroppo è stata cioè è stata violata in antico e anche in tempi più recenti, però ha queste preziosità. Poi la simbologia appunto di questo, e poi il fatto anche che queste tombe
sono appunto delle tombe dove non si pratica, non sono frequentate non più solo dai parenti più stretti del defunto, ma tutta la comunità. Perciò Infatti. abbiamo trovato, cioè noi abbiamo fatto delle ipotesi sulla base appunto di queste cose che abbiamo visto, più che dai materiali, anche se abbiamo rinvenuto anche materiali. Certo, certo, esatto, infatti proprio a proposito, come? Sì, vedremo magari più avanti. Esatto, esatto, infatti proprio a proposito del discorso che tu dici, si vede, appunto siamo in presenza di una Domus de Janas dove non ci sono più solo i parenti, ma appunto avvengono delle vere e proprie cerimonie. Volevo far vedere appunto la tomba del lungo corridoio, giusto? Ah sì, certo, anche quella. Perfetto. Quella e la sacra sono una testimonianza di questo fatto. Certo. Esatto, Sì. esatto. Ok, Sì, allora certo. intanto vediamo la tomba del lungo corridoio. E questa tomba con il lungo il corridoio in origine non era così. Io qua già quando feci la tesina notai che c'era una particolarità della roccia. La tomba da principio era costituita, aveva lo schema classico della Domus de Janas, piccolo corridoio, anticella e cella. In un secondo momento ci fu la necessità, no, torna indietro, ne parliamo un attimo, ci fu la necessità di ampliare la tomba, di ampliarla per avere più possibilità del culto e perciò si allungò in periodo non più nel Neolitico recente, siamo nel Neolitico. Infatti il confronto più evidente è quello con la tomba di Filigosa, le tombe con lungo corridoio. Abbiamo alcune appunto importanti in Sardegna, tra queste quella di Filigosa, e siamo nel Neolitico, mentre le Domus de Janas fondamentalmente la loro evoluzione più importante è nel Neolitico recente. Qui siamo nel Neolitico e nel Neolitico c'è la tomba con il lungo corridoio. Poi c'è l'anticella col portello, tra l'altro dipinto in ocra rossa, proprio perché dava più importanza. Tra l'altro i portelli ci permettono di entrare nella tomba. In alcune tombe ci sono false porte, non ci sono false porte. Da lì il defunto veniva accolto dalla madre terra, perché noi adesso vediamo queste tombe, questa tomba sembra quasi all'aperto, invece è solo il corridoio, poi l'interno chiaramente è la roccia. Poi vediamo un attimo, a un certo punto si ampliarono, si ampliò e si unirono delle celle di un'altra tomba. Questa si chiama la tomba 5 e 5 bis. E perché questo? Perché forse la cella principale, anche questa, tramite appunto l'ingresso della comunità, divenne una specie di santuario, per cui i defunti poi vennero sepolti fondamentalmente nelle altre 3 celle, ci fu questa necessità. Infatti facciamo scorrere le immagini così le vediamo. Ecco, da questa sì, è la tomba a cui che è stata unita all'altra tomba a lungo corridoio. Vediamo appunto che ha questa centina per lo scolo delle acque e per dare maggiore importanza appunto al culto. Eccoci, allora, infatti proprio a proposito del discorso di come della riunione, diciamo, che facevano tutte quante le persone e portavano all'interno il defunto, io qui vi ho messo una foto, diciamo, che di sacrale ha veramente molto poco, perché appunto abbiamo durante il tour ho mostrato proprio come venivano come veniva messo appunto come è stato trovato
lo scheletro nella Domus de Janas di Cuculus Arrius, che è un'altra Domus de Janas. Sfortunatamente qui, Emina me lo potrei confermare, non sono stati trovati scheletri, e appunto è stato trovato in posizione fetale, quindi qua chiaramente diciamo io stavo cercando di mettere uno scheletrino minuscolo che ci siamo portati appresso, appunto in posizione fetale proprio nella camera, nella camera dove, che appunto è diventata a un certo punto un santuario, giusto Emina? Sì, sì. Sì, vabbè, qui ovviamente appunto come dicevo c'è veramente poco di sacrale. Qui l'hai messo appunto in posizione fetale, il defunto Esatto, è stato in posizione fetale, a Cuculus Arrivo aveva la statuina di Dia Madre, aveva elementi di corredo, in genere il esatto. defunto veniva sepolto con quello che più aveva caro in vita, era un modo per onorarlo. Troviamo fondamentalmente oggetti in ceramica nel Neolitico, soprattutto Certo, nel finale. esatto, esatto. Allora Questa bella interpretazione che hai fatto saranno stati incuriositi, sì, però deci non ne abbiamo trovato, no, perlomeno infatti sfortunatamente appunto non a ne abbiamo Pimentel trovato, ovviamente però le hanno distrutte prima. Allora intanto sì. abbiamo qua, a parte tantissimi saluti, ciao insomma a tutti quanti, tutti quelli che si sono uniti adesso, abbiamo anche una domanda che appunto chiede: ma come facevano a lavorarle così? Ecco, Emina, Allora, quindi tu dici sì, tu. avevano dunque innanzitutto queste di Pimentel hanno qualche fortuna ce l'hanno, sono realizzate nell'arenaria, che è una roccia abbastanza friabile, e avevano dei picchi di scavo che noi anzi anche a Pimentel ne abbiamo trovato uno frammentario. Per cui loro lavoravano la roccia con queste pietre forgiate a forma di scalpello e qui a Pimentel sono riuscite tranquillamente perché la roccia è abbastanza tenera, l'arenaria e Certo, anche quello di Corongiu sono lo stesso una roccia friabile. Mentre perfetto. noi in Sardegna abbiamo anche altre Domus de Janas, nel granito, nel basalto, in tante altre rocce. Esatto. A proposito di questo, adesso facciamo subito vedere il video con Luigi Sanciu, il geologo, che appunto ci ha dato anche lui l'altro giorno appunto delle informazioni in merito. Volevo chiederti, appunto, visto e considerato che qua si parla di cava e quindi comunque poi abbiamo anche già visto un po' lo stato delle Domus de Janas e quindi comunque tu chiaramente poi conosci l'area, a livello comunque geologico, anche perché prima ha parlato di mammelloni, ok? Quindi comunque volevo chiederti appunto se ci potevi dare qualche definizione, spiegare un po' meglio di che roccia stiamo parlando e anche come mai era così, passami il termine, semplice per, per l'uomo prenuragico realizzare comunque delle strutture anche così, diciamo, dettagliate, definite, ecco. Ma allora, sicuramente in questo caso nel Neolitico hanno avuto vita, diciamo, un po' più facile perché hanno dovuto scavare sopra un affioramento di rocce arenacee, scusate, quindi rocce abbastanza lavorabili e appunto scavabili. Parliamo di rocce che hanno circa 20 milioni di anni, quindi a me negli anni è capitato insomma di girare un po' la zona, più per interesse geologico che archeologico, insomma, e notare Certo. anche un sacco di fossili proprio che affioravano in bella vista. Dicevo che hanno avuto una vita un po' più facile nello scavare perché appunto sappiamo tutti che ci sono anche delle domus scavate per esempio nel granito, dove appunto Infatti lì forse anche più c'è da semplice, mettersi qualche domanda insomma, sulle modalità di scavo. Poi non so se l'ho perso io oppure se effettivamente magari non sono stati trovati in questa occasione dei picconi, quelli che utilizzavano da scavo. Da scavo.
Mi sembra che uno l'avessimo trovato. Ecco, appunto, proprio ci ricolleghiamo proprio a quello che dicevi tu. Perfetto. Allora, direi che a questo punto possiamo intanto proseguire con l'area sacra e poi andiamo a vedere gli altri commenti perché stanno arrivando tantissime altre domande. Grazie Mina, intanto facciamo vedere l'area sacra. All'area sacra sopra le Domus de Janas. Vediamo se si vede un po' meglio in qualche altra immagine. Ecco, Qua c'è la coppella. una coppella dell'area sacra. In questa abbiamo un focolare rituale e 12 coppelle qui. Nel focolare rituale si dovevano fare probabilmente dei fuochi rituali, nelle coppelle offerte votive alla divinità. Noi possiamo immaginare che la comunità andasse in quest'area di Pimentel, la Sacua Salida, facessero le preghiere prima di portare i defunti attraverso il lungo corridoio, accompagnare il defunto, non solo i parenti più stretti perciò, ma tutta la comunità accompagnare i defunti nella sepoltura, dove ricevevano appunto l'abbraccio della madre terra. Certo. Benissimo, perfetto. Allora, andiamo subito al commento di Marco che ci chiede: mi sono collegato dopo, scusate, non c'è problema Marco, meglio tardi che mai, ti ringraziamo. E quindi lui chiede di che anno sono queste tombe. Perfetto, quindi voi più o meno, Emina, siete riusciti, grazie appunto ai reperti che avete trovato, a datarle, giusto? Sì, allora le tombe sono state realizzate nel Neolitico recente, siamo intorno a 4000-3500 a.C., perciò tanto tempo fa. Abbiamo trovato anche dei materiali di cultura ozieri, che era una cultura appunto del Neolitico recente. Tra l'altro alcuni di questi materiali io li presentai a un convegno ozieri, dove appunto avevo inserito le Domus de Janas di Pimentel col titolo del contributo alla cultura di Ozieri a Pimentel e a Sidi. Avevo presentato questi reperti che erano delle ciotole, dei vasi a colletto, anche un vaso a cestello, con la decorazione tipica della cultura di Ozieri. Però, come dicevo anche prima, le tombe sono state ristrutturate e riutilizzate, perciò sono state ristrutturate alcune nel Neolitico. Per esempio, la tomba col lungo corridoio è del periodo neolitico, perciò si è avuto a un certo punto la necessità di ampliare appunto la tomba, come dicevamo, e alcuni materiali di cultura filigosa, Bealzug di quel periodo noi li abbiamo trovati. Ecco, quei pochi materiali ci hanno dato appunto indizio dell'utilizzo nei vari periodi. Abbiamo anche trovato alcuni materiali punici, romani e anche più tardi, perché alcune tombe, specialmente nel gruppo B che vedremo magari dopo, sono state riutilizzate anche in periodo punico, proprio anche per la connessione elettrica di queste tombe. Perciò insomma, questo. Non so se Marco sarà contento di questa risposta. Comunque. Sì, assolutamente, penso proprio di sì. Quindi praticamente sono state più o meno appunto scavate intorno al 4000-3500 e poi invece l'Eneolitico è quella fase che va subito dopo, quindi siamo tra il 3004 e il 2002 circa. Sì. Perfetto, benissimo Marco, speriamo appunto che questo abbia risposto alla tua domanda. Ok, allora quindi intanto proporrei a questo punto di andare avanti e vedere insieme invece la tomba a Capanna, che è super interessante. Vi dicevo che queste tombe di Pimentel sono importanti anche allora per le tombe, perché sono dipinte, perché hanno
sono state ristrutturate, è perché c'è all'interno appunto della necropoli di Sacua Salida una tomba che ricalca la casa dei vivi, la capanna, ed è importante non solo perché è un'opera d'arte bellissima come è realizzata, ma perché così possiamo conoscere gli abitati. Le capanne di età preistorica non sono conservate. Noi scaviamo il terreno, vediamo la differenza del colore del terreno, non è conservata la parte superiore, e perciò le Domus de Janas ci danno appunto, sono un esempio, ci danno un aiuto per capire le case, e questo è molto importante. E poi la incisione con la quale è fatta la capanna, queste incisioni in rilievo e incise sono importanti per dare questa cosa. Troviamo anche altri Domus de Janas molto importanti, come la tomba del capo di Sant'Andrea Priore di Bonorba e tante altre Domus de Janas che tu conoscerai, altre Domus de Janas dove avrai anche accompagnato. Certo. Allora, anche questa è costituita da un corridoio d'accesso, un'anticella e dalla cella. Vediamo se c'è qualche immagine. Ecco, questa è un'altra immagine dove possiamo vedere qui appunto le incisioni che simulano le travi lignee con le quali erano fatte appunto queste capanne. Perciò è molto importante questo fatto. Purtroppo questa tomba, appunto, anche questa tomba è stata violata. E questo che vediamo cos'è? È il soffitto che è stato abbattuto. Caspita. Per poter entrare nella tomba clandestini e prendere quello che era il corredo dei defunti. I defunti venivano sepolti con quanto più caro avevano in vita. Sappiamo che in certe Domus de Janas, come in quelle di Cucurusarriu, c'è la statuina di Dia Madre che il defunto si tiene nella mano, ci sono appunto delle ciotole, degli oggetti e certe volte anche degli ornamenti personali. Benissimo, allora, ecco, infatti proprio a proposito della tomba a capanna, appunto perché stavate spiegando che appunto c'erano tutte quante quelle scanalature, volevo appunto passare un attimo la parola nuovamente a Luigi a proposito della formazione proprio, della conformazione geologica e perché appunto risulta è stato così, diciamo, semplice, tra virgolette, comunque questo lavoro così tanto minuzioso di scavo. Quindi passiamo un istante la parola a Luigi e poi torniamo subito da noi. Come dicevo, dal punto di vista geologico è molto interessante perché appunto sono rocce che hanno circa appunto 20 milioni di anni e sono rocce di origine marina. Quindi quando buona parte della Sardegna era ricoperta dal mare, tra l'altro ci stavamo ancora spostando dalla Francia verso la posizione attuale, quindi diciamo che quelle rocce raccontano un po' questo periodo travagliato per la Sardegna, quindi di grandi sconvolgimenti. E appunto il mare entrava anche dal Campidano, in tutta la zona fino a Sassari, e ha lasciato come deposito tutte queste rocce. E poi diciamo che negli ultimi più o meno 2 milioni di anni, soprattutto l'erosione fluviale ha modellato queste rocce. Quindi diciamo le forme che vediamo oggi del paesaggio sono di circa 2 milioni di anni, anche meno. Diciamo Caspita, così. che comunque già sono tantissimi. Sì, no, io certo, infatti... rispetto magari a tanti altri, quindi diciamo che loro si sono ritrovati con una roccia relativamente giovane e quindi comunque era più facile per loro andarla a scavare con rocce più antiche, ho capito bene? Sì, sicuramente sì, anche perché appunto tieni conto che dover affrontare lo scavo, per esempio metti sul granito, doveva magari implicare una manovalanza, anche una tipologia di scavo decisamente diversa rispetto a magari ad affrontare un blocco di arenaria oppure di rocce vulcaniche come quelle di Filigosa, che comunque insomma sono relativamente tenere da scavare. Certo.
Perfetto, eccoci qui. Allora, quindi Emina, è arrivata un'altra domanda nel frattempo da parte di Bruno che chiede: queste tombe sono visitabili liberamente? Quindi la risposta qua, Bruno, sì, esatto, sono visitabili liberamente, potremmo anche dire sfortunatamente, giusto? Perché purtroppo appunto non sono mai state, diciamo, prese appunto in mano da una cooperativa. E questa appunto è una domanda che succede spesso: come mai? Perché secondo te avviene questo? Allora, purtroppo è sempre il solito problema. I beni archeologici sono qui sottoterra, sono di proprietà dello Stato. Lo Stato ha la responsabilità, se dovesse cadere una persona all'interno delle tombe, se ci fossero dei pericoli, e se ci fosse un incidente, poi la responsabilità è del comune e della soprintendenza. Perciò questi siti, e questo grazie a Dio, questo di Pimentel non è pericoloso, si può andare tranquillamente, il sindaco permette con la responsabilità appunto delle persone, però ecco, sarebbe bene e sarà, penso, adesso si potrà anche perché per questa esigenza di inserirle nel patrimonio dell'umanità. Una delle cose che chiede appunto l'UNESCO è che i siti siano protetti, che le tombe siano visitabili tranquillamente, e per cui speriamo che ci sia un progetto di gestione e di valorizzazione. Questo richiede anche un po' dei contributi, ecco, contributi regionali, contributi, in modo che poi ci sia anche, appunto, come dicevi, una cooperativa oppure delle visite a un centro attrezzato, un piccolo bookshop, delle cose, in modo che ci si possa andare tranquillamente. Comunque vedo che a Pimentel, io sono stata anche da poco dal sindaco con appunto Peppina Tanda e un'altra persona un'altra socia, Cristina Montoni, della cooperativa CESIM, del centro studi CESIM, scusate, e perciò abbiamo parlato col sindaco un po' di queste cose. Chiaramente loro terranno in considerazione anche questo, porteranno avanti queste richieste alla regione. Sono un po' difficili queste cose, comunque almeno vedo che sono visitate. Esatto, purtroppo sì, infatti. Sono vicino a Cagliari, perciò una persona ci arriva facilmente, si può rendere conto della planimetria delle tombe, anche perché, anche se non entra, perché molte sono appunto, la copertura delle tombe non c'è più, e perciò speriamo, insomma, è già tanto quello che si fa, che si possa fare sempre meglio. Si sente, sì? Sì, assolutamente sì. Io ho avuto un Sì. attimo un problema di connessione, infatti ho provato a spostare il cellulare, però sì, assolutamente, io vi sento, perfetto. Allora, quindi intanto volevo appunto proseguire e andiamo a visitare il gruppo B. Appunto quel gruppo di Domus de Janas, che sono praticamente, c'è la strada vicinale e sono dall'altro lato della strada, leggermente più spostate, e appunto andiamo a visitarle sempre appunto con ovviamente la tua Qui supervisione. questa località si chiama Prano Efisi, la necropoli di Sacua Salida è nota ormai come Sacua Salida, però queste del gruppo B sono in località Prano Efisi, e poi si è scoperto questo. Vedete, anche questa, la tomba 3 ha un corridoio un po' più lungo, e poi, come vedremo nelle immagini, quello che dicevo, quello che è stato importante è vedere, farle scorrere tranquillamente per non... Le vediamo che ci sono pilastri, che ci sono degli incavi particolari, puoi andare avanti appunto della tomba 3, vediamo che c'è appunto questo incavo di ristrutturazione anche qui della tomba 3 del gruppo B, e forse ci sono alcune immagini
e poi far scorrere ancora delle immagini, vediamo se sono delle immagini. Purtroppo, ecco, il fatto troviamo molta acqua all'interno di queste tombe. Vedete l'altra nicchia che si vede, vediamo i portelli e qui sono alcune immagini fatte da Nicola Castangia e vedete la suggestione di queste Domus de Janas. Mi Sì. sembra quasi che siano illuminate. Questa anche qui abbiamo un'area sacra. L'area sacra qui è meno nel gruppo A ci sono più coppelle, qui meno. Però anche qui importante perché evidentemente sono appunto testimonianza di questi culti collettivi, di questo rendere ancora più sacra questo luogo non solo funerario ma anche sacrale. Ok, eccoci qua. Perfetto, quindi appunto, come dicevamo, appunto in questa necropoli appunto continuiamo a vedere appunto tutta la funzionalità, diciamo, sacrale, quindi tutto il discorso del fuoco sacro, diciamo, e delle coppelle. Quindi volevo chiederti appunto, in fase di scavo, avete trovato, insomma, come siete riusciti a capire che appunto che lì c'era il fuoco e nelle altre, appunto, le coppelle, diciamo, venivano utilizzate per offerte votive? Abbiamo trovato pochissimi materiali. Comunque anche questi pochi materiali che abbiamo trovato, come frammenti di ceramica e anche qualche frammento di ossa di animale, significa che appunto erano delle offerte votive. E con i confronti con altre aree di questo tipo, come sono state trovate questi focolari rituali, per esempio nella necropoli di Villa Sant'Antonio, Gena Salici, che è una necropoli bellissima bellissima, anche quella. era stata dichiarata dal Pinza la più belle Domus de Janas della Sardegna, e sono veramente belle. Anche lì c'è un focolare rituale, alcune coppelle, anche lì troviamo una tomba, per esempio a Capanna, troviamo un po' lunghi i corridoi. Ecco, noi ci basiamo sui confronti anche, sui confronti con altre tombe dove si sono stati trovati anche più elementi. Perciò la necropoli di Sacua Salida di Corongiu sono state studiate anche in base a questi confronti. Perciò rivediamo la struttura attentamente, analizziamo tutti i materiali, anche il più piccolo frammento in ceramica. Noi dal piccolo frammento riusciamo a capire la forma dell'oggetto per esperienza, anche se è piccolo, e per noi ha la stessa importanza di un oggetto integro. Certo, l'oggetto integro è più bello, però ecco, questo ci aiuta a capire la storia. E poi, come dicevo, è importante qui a Chiaro? Sacquarello che qui c'è una società già evoluta che poteva permettersi di far fare questi lavori, queste opere di artigianato belle da avere questi committenti importanti e far fare questi lavori. Ecco, questo è anche importante. Una società evoluta, questo si può capire da queste cose. Certo, certo, esatto. Stai guardando se ci sono ancora domande? Esatto, esatto, assolutamente. Ci tenevo giusto a far vedere appunto la necropoli dell'acqua di Gena Salici, non so se... Ah, ecco, dai, sì. No, io nel frattempo abbiamo avuto un attimo un problema di rallentamento e volevo appunto far vedere, non so se si vede appunto la foto di Gena Salici, ma mi sa che la connessione oggi non è... Io avevo Sì, avuto appunto la stavo cercando di far vedere, però...
Mi sa Dicevo che che non ci io siamo con la connessione oggi. Comunque, Necropoli. intanto volevo farvi, c'era un'altra domanda da parte di Emanuela. Come? Usa il cellulare perché mi sta dicendo che mi sa che stiamo avendo dei problemi di connessione. Tu Io mi ti sento, senti? io ti sento bene, io ti sento bene. Stavo dicendo che io ho scavato anche a Genesali, a Villa Sant'Antonio, e Ok. adesso per gli studi in onore di professore Ercole Conti presenterò un piccolo studio di queste Allora, non so se... Ok, perfetto, collegata. forse siamo tornate, forse siamo tornate. Wow. Ok, ok, perfetto, perfetto. Allora, dicevo, abbiamo un'altra domanda di Emanuela. Non so se riesco a farvela vedere. Comunque, la domanda è, eccola, quante persone ci stavano in queste tombe? Ok, è arrivato tutto insieme adesso. Ok, Allora, allora appunto questa è la domanda, necropoli di Genesali. esatto, esatto, la necropoli di Gennastalici, che appunto è bellissima, è bellissima. Appunto, intanto rispondiamo a Emanuela, quante persone ci stavano in queste tombe? Queste tombe ci stavano solitamente un paio di, ecco, in una cella potevano stare 2 o 3 persone, non sono tombe collettive come appunto le tombe di giganti, sono tombe dove sono sepolti solo poche persone. Nel riutilizzo però delle tombe si vede che sono state trovate anche più persone, però in periodi successivi. Nel periodo del Neolitico recente venivano sepolte poche persone all'interno delle tombe. Ok, 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 perfetto, perfetto. Benissimo, grazie mille. Allora, quindi a questo punto direi di passare a vedere l'altra necropoli che appunto è composta da 2 tombe ed è leggermente, diciamo, a una sorta di 200 metri in linea d'aria dalla necropoli di Acqua Salita. Questa necropoli si chiama Corongiu, ok? Ed è bellissima, non vi dico nient'altro, andiamo a vederla subito. E la domus di Corongiu è una domus anche questa costituita da un pozzetto, un'anticella e una cella. E anche qui nell'anticella troviamo nel portello che dà alla cella, perciò all'ambiente sepolcrale vero e proprio, abbiamo la decorazione dipinta con queste spirali, qui le vediamo rivolte all'interno. E qui la caratteristica è questa, è la dea degli occhi. La Sì. dea degli occhi e l'elemento verticale che vediamo poteva essere il naso, perciò gli elementi che poi vediamo in basso, forse c'è qualche immagine più da vicino, ecco, la dea degli occhi, poi in basso si trovano degli alimenti, vediamo anche questi elementi che erano stati interpretati come in una tomba di Sant'Andrea a Priu, Sì. come delle barche, però, ed era molto suggestiva questa immagine delle barche. Io quando la studiai per la prima volta la trovai molto suggestiva e pensai per la barca che porta i defunti nell'aldilà. Però poi gli studi di professor Contu e della professoressa Tanda hanno portato a vedere in questo delle corne
è proprio delle corna, appunto questa la banda e le corna, e perciò qui vediamo come se ci fosse l'accostamento della dea madre rappresentata dalla dea degli occhi e del dio toro, e le immagini poi ripetute, queste iterazioni delle immagini, è quasi a voler dare più significato e più forza alla simbologia. Eccoci, allora volevo vedere leggermente meglio appunto queste, questa appunto più da vicino, leggermente, e queste spirali, appunto, giusto proprio per assicurarci che tutti quanti la vedano. Quindi questa, dove sto passando il mouse, esattamente al centro della foto, possiamo vedere appunto quello che vengono definiti gli occhi della dea, queste due spirali, e che poi scendono appunto, e vanno a formare il naso, diciamo, della dea, ok? Mentre gli altri elementi di cui parlavi, Emina, quelli appunto che poi sono stati, che in un primo momento sono stati considerati appunto delle barche, stiamo parlando delle altre due spirali con a fianco, giusto? Sì, allungate, sì, allungate. Io adesso ho notato che ho detto dipinte, sono incise. Sì, sì. Sono motivi incisi, non so, Esatto. Questi sono sono anche l'incisione, anche sottolineata sempre dall'ocra rossa, però certo. questa è incisa, la Esatto. decorazione. Sì, infatti è una tomba incisa. Mentre appunto la parte, diciamo, questo zig zag sotto le spirali, questo è, diciamo, è la simbologia dell'acqua, giusto? Sì, la simbologia dell'acqua, che è sempre molto importante, sempre anche qui l'acqua è sempre stata considerata sacra. Esatto. Poi più avanti, Appunto. in età nuragica, abbiamo appunto i pozzi sacri col culto appunto dell'acqua. Certo, esatto. Perfetto. Allora, abbiamo tempo per un'altra domanda. Allora, abbiamo Cinzia che ci chiede: possiamo trovare simili immagini anche in altri luoghi in Sardegna? Dove per simili immagini chiaramente penso che stia parlando proprio di queste spirali, anche appunto delle protomi taurine. Beh, Okay. per esempio, confronti strettissimi non ce ne sono, ma per esempio la necropoli di Enas de Canuda di Bessude, sono motivi lì dipinti, e poi però sempre con questo tipo di spirali. Tra l'altro notiamo qui a Pimentel che le spirali sono rivolte all'interno ed è una caratteristica particolare. Vediamo un po', poi anche in tanti altri luoghi, soprattutto dello Gudoro e del nord Sardegna. Nella parte settentrionale della Sardegna ci sono più Domus de Janas, nella parte meridionale meno. Però per Ecco, esempio abbiamo anche questo ti volevo chiedere, secondo te come mai? ma forse perché non ne abbiamo ancora scoperto, ora sì, Ecco. questo, però sono meno. Comunque nell'Iglesiente sappiamo che abbiamo delle Domus de Janas bellissime come quelle di Montessu, insomma. Esatto. Però ecco, nella Trecenta, nella Marmilla non abbiamo moltissime Domus de Janas, ne abbiamo quelle di Goni ad esempio, ci sono delle Domus de Janas anche a Goni in tanti luoghi, però ecco nella Sardegna centrale e settentrionale abbiamo anche più camere nelle Domus de Janas. Queste tombe di Pimentel sono di schema classico, sono costituite fondamentalmente da un pozzetto, un'anticella e una cella, sono le Certo. tombe più classiche, mentre noi troviamo in altri luoghi moltissimi ambienti nelle Domus de Janas.
Esatto, perfetto. Benissimo. Allora, direi che a questo punto, se non ci sono altre domande, fammi verificare. Se avete qualche altra domanda, fatela ora, o altrimenti appunto ci dobbiamo riorganizzare per un'altra volta, qualora ci fossero altre domande. Ok, fammi un attimo verificare se ce ne sono delle altre, perché ovviamente poi ci sarebbe da dire tantissimo ancora su queste Domus de Gianas. È ovvio che l'ideale sarebbe sempre appunto poterle vedere dal vivo, insomma speriamo quanto prima che ci si possa spostare. Ok, allora andiamo subito a verificare. Ok, no, non ci sono altri ulteriori commenti, quindi a questo punto innanzitutto ti ringrazio tantissimo, ecco, grazie comunque per tutti i complimenti e saluti che ci sono arrivati, perché davvero si dimenticano altre, però almeno no, infatti, intanto veramente anche da comunicare l'emozione che si prova, il valore di questo nostro patrimonio da tutelare, da conservare, da valorizzare, in modo che appunto questi siti vengano conosciuti e siano visitati. Perciò grandissimo è il lavoro fatto dalle cooperative, dalle guide turistiche. Le persone vanno molto volentieri a visitare questi luoghi. Vedo che insomma questo lavoro è esatto. importante, e per noi che le abbiamo scavate è una grande soddisfazione, insomma. Beh, ci credo, effettivamente appunto a maggior ragione che hai scavato anche. Purtroppo anche qua io non ho potuto vedere neanche tutti i materiali, appunto perché siamo in periodo in cui è tutto chiuso. Poi le Domus de Giana di Pimentel io avevo avuto l'opportunità di scavarle appunto in quegli anni. Poi ogni funzionario della soprintendenza, io sono stata un'archeologa della soprintendenza, aveva un proprio territorio. Io avevo appunto il territorio del Basso Oristanese, difatti a Genesaligi ho scavato perché era il mio territorio, Mogoro, tanti altri posti che tu farai visitare, spero. Infatti sì. Sono posti bellissimi. Sono davvero bellissimi. Però questa piccola necropoli che è un gioiello, e poi così accessibile, così fa piacere andare, quelle poche cose che si vedono però sono tutte importanti, e spero che questo messaggio sia arrivato, insomma. Beh, io penso proprio di sì, a giudicare appunto dai commenti che stiamo ricevendo, che ci dicono che è stato molto bello, interessante, e ci ringraziano, quindi io davvero, a parte che a questo punto, appunto, calcolando che tutti i luoghi che hai scavato, sono sicurissima che potresti diventare un ospite fisso delle nostre dirette. Monte Brama. Appunto, e quello sarà sicuramente. Nel 74 e nel 2014, a distanza di tanti anni. Dai, Monteprama e Monteprama, insomma, la statuaria di grandi dimensioni, ma per me sono tutti importanti, anche certo. sono tutti importanti. Benissimo. Allora, quindi innanzitutto ti ringrazio ancora tantissimo, Emina, e ringraziamo Luigi, appunto, che ci ha dato tutto il supporto, e ovviamente anche Nicola Castangia, che dobbiamo ringraziare per le bellissime foto che ha fatto insieme a te, appunto, che ci avete gentilmente prestato, perché davvero appunto si riesce a vedere molto, molto di più che chiaramente con una semplice foto. Quindi grazie tantissime. L'appuntamento, ci rivediamo qui sabato prossimo, il 6 alle 19, giusto? Perché sì, Barbara sabato è quella degli appuntamenti, perché mi sabato alle 19, sabato 6. Esatto, sabato 6 febbraio. Venerdì sarà in inglese, se volete anche partecipare in inglese. Esatto, ovviamente. E quindi grazie ancora tantissime, e ci rivediamo presto, speriamo anche dal vivo.
Grazie Grazie ancora. mille, grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao.